Bentornati in un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Un impulso di aria fredda di matrice comunque nord atlantica è arrivato a destinazione sul nord Italia, incentrandosi soprattutto sul medio alto Adriatico. Abbiamo visto anche i danni provocati soprattutto sul nord-est nella nottata sul Veneto. Vediamo anche i video riportati da voi. Queste quindi le immagini che abbiamo visto, condizioni meteo che hanno portato a grandinate anche fino a 4 centimetri di diametro, ed ora la fase più instabile è concentrata fino almeno alla giornata di martedì proprio sulle regioni del versante adriatico, che come vedete infatti nel corso appunto dei prossimi giorni avremo una permanenza di questa aria fredda che continuerà ad affluire, quindi temperature sotto la media del periodo, e proseguirà almeno fino alla giornata di giovedì. Ma attenzione, perché una nuova ondata è possibile nel weekend. Guardate, quindi martedì questo vortice depressionario agirà ancora e questo minimo si proietterà comunque verso i Balcani, proiettando ancora delle instabilità e dei temporali multicellulari lungo le coste, e quelle più favorite come vedete saranno queste, compreso anche comunque parte della Puglia e sul Appennino centrale e ovviamente quello romagnolo risentiranno di maggiori precipitazioni. Possibilità nel pomeriggio comunque anche di locali temporali sulle prealpi vicentine, sulle Dolomiti. Attenzione, perché poi le temperature diminuiranno e i valori saranno questi, e quindi non avremo sostanzialmente un clima anomalo per il periodo, nel senso che saremo su valori gradevoli. Per quanto riguarda la giornata poi di mercoledì, questa continua permanenza della depressione, una circolazione comunque molto bassa, manterrà alto il rischio di temporali nel corso del pomeriggio, e si presenteranno in modo molto uniforme ma in modo comunque piuttosto regolare soprattutto sull'Appennino tosco-romagnolo, e questo sarà il settore più coinvolto. Poi soprattutto anche sulle prealpi, sulle zone alpine, possibilità di qualche temporale anche a ridosso del settore appenninico centrale, mentre per il resto comunque la giornata di mercoledì non prevarrà nessun fenomeno altrove, con completa stabilità. Nella giornata di giovedì ancora qui saremo su valori insomma gradevoli per il periodo. L'anticiclone subirà un ulteriore aumento, seppur comunque con locali temporali ancora possibili soprattutto sulle prealpi centro-orientali, e di conseguenza questa pausa dai fenomeni porterà, attenzione però, dal weekend a una nuova irruzione di aria molto fresca, e quindi una nuova instabilità in arrivo proprio dai quadranti settentrionali. Quindi nuovamente un sistema simile a quello che abbiamo riscontrato domenica, e che si avvicinerà e porterà quindi un nuovo calo termico a partire dal nord sulle regioni settentrionali, maggiormente colpito sempre il settore centro-orientale, quindi la Valpadana, come la Lombardia, il Veneto, il Friuli, e fino all'Emilia Romagna entro appunto la giornata di sabato pomeriggio. Quindi venerdì e sabato, questi intanto come vedete il grafico che rappresenta temporale a partire dal pomeriggio e sera di venerdì, che avremo quindi il passaggio del nuovo impulso fresco ad inizio di agosto, e questo insomma non provocherà un cambiamento se non un rialzo termico importante comunque al sud, con valori che potranno toccare i 33 gradi, anche i 34 pensate sul comparto ionico, Sicilia, Calabria e anche sulla Sardegna. Per maggiori dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.